Avevamo lasciato un debito la settimana scorsa, vogliamo continuare questa settimana. Sapete, noi le promesse cerchiamo sempre di mantenerle. I forti dell'altopiano della prima guerra mondiale. Quest'oggi protagonisti in questa puntata di Viaggiando Viaggiando sarà Forte Verena e Forte Lisse. Innanzitutto benvenuti e ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Vi aspetto subito dopo la sigla. Come dicevamo prima della sigla, oggi puntata dedicata ai forti Forte Verena e Forte Lisse. Forte Lisse è il forte che ci sta ospitando proprio in questo momento. Qui a fianco a me ho iniziato il viaggio quasi 2 mesi fa e non potevo finire la mia permanenza sul mio altopiano con Gianni Frigo, guida dell'associazione Guida Altopiano e guida ambientale e naturalistica. Gianni, cosa dire ancora di questi forti che negli ultimi anni sono stati riportati all'antico splendore grazie a questi lavori di ripristino veramente molto belli? Diciamo che dopo i danni inenarrabili che hanno subito durante il periodo tra le due guerre, smantellamento delle cupole, esportazione di tutto il metallo che c'era e via di seguito, questi ultimi interventi li stanno restituendo alla fruizione da parte dei visitatori ed è una memoria che dal mio punto di vista è fondamentale mantenere in relazione a tutto ciò che è avvenuto sull'altopiano e in relazione soprattutto al fatto che quella forse è stata la guerra che ha formato effettivamente l'Italia. E noi iniziamo il nostro viaggio, come dicevamo, andiamo a Forte Verena. Ci troviamo sulla sommità di Monte Verena, una delle cime più elevate della parte nord dell'altopiano. Alle nostre spalle si apre la conca della piana di Vezzena, dominata dalla cima di Vezzena, dallo Spitzwerle, e poi si protende verso est la catena che con Cima Mandriolo, Cima Larici, porta fino al bastione del Cima Portule, di Monte Portule, una delle cime più elevate dell'altopiano, 2300 metri. Monte Verena è storicamente importantissimo, avremo modo di parlarne, e credo è uno dei punti panoramici più belli in assoluto dell'altopiano, proprio perché offre la possibilità di vedere un panorama che spazia a 360 gradi dal Cima Carega alle Dolomiti di Brenta, all'Adamello, fino poi alle Pale di San Martino che vediamo spuntare proprio dietro al bastione del Verena. Monte Verena è facilmente raggiungibile oltretutto dalla viabilità ordinaria, dalla provinciale che collega Roana a Rozzo salendo la Val Martello. È possibile, volendo, raggiungere con l'auto il forte seguendo proprio la strada militare realizzata durante appunto la Grande Guerra dagli italiani, ma è anche possibile raggiungere il forte nei periodi di stagione attraverso appunto gli impianti di risalita e le seggiovie che collegano direttamente la baita del Verenetta al rifugio. While the world is full of troubles and is anxious in its sleep, come away, O human child, to the waters and the wild, with the fairy hand in hand, for the world's more full of weeping, hills above Glencairn, in pools among the rushes, that scarce the deeper sky. We seek for slumbering trout, and we spring in the... Vittorio, una rete di forti molto importante sia dal punto di vista degli italiani sia della controparte qui in questo territorio. Sì, diciamo che dall'inizio del secolo scorso sia l'impero austriaco sia il regno italiano iniziarono a realizzare quella che passa poi alla storia come la cintura corazzata dei forti, quindi un sistema di difesa lungo la linea di confine che aveva proprio nelle fortificazioni permanenti i punti di forza. Da parte austriaca ricordiamo appunto lo Spitz di Vezzena e il forte Busaverle, che poi è il protagonista insieme con i Luserna del libro di Fritz Weber Tappe della disfatta.
e poi il forte di Lavarona e più oltre i forti dell'altipiano di Folgaria. Dalla nostra parte invece venne realizzato proprio sull'altopiano e comunque all'interno di quello che era il settore Agno-Valdassa un sistema di fortificazioni che comprendeva sull'altopiano il forte Lisser a protezione del canale del Brenta verso est, poi il forte Verena dove ci troviamo oggi, il forte di Campolongo, il forte Corbin, poi la cintura corazzata proseguiva scendendo in Valdastico con il forte Ratti e quindi sull'altopiano di Tonezza il forte di Campomolon che peraltro non venne mai ultimato prima dello scoppio del conflitto. Qual è la differenza sostanziale delle due tipi di costruzioni? Diciamo che dal punto di vista proprio concettuale i forti austriaci sono innanzitutto dei punti di forza all'interno di un sistema difensivo che era poi collegato da trincee scavate nel terreno, da capisaldi comunque che erano stati ricavati, caso emblematico nel nostro caso proprio il fortino cosiddetto Basson che collegava il forte Verle al forte di Luserna, quindi punti di forza, per questo erano armati da obici da 105, quindi con tiro parabolico per battere proprio il terreno antistante al forte. Avevano una corazzatura di circa 3 metri e arrivava anche a 4 metri corazzata, le cupole avevano uno spessore generalmente di 30 cm ed erano di forma ogivale. I forti italiani invece avevano una concezione completamente diversa, innanzitutto erano realizzati, come nel caso in cui ci troviamo oggi, Forte Verena, sulla sommità delle montagne, quindi avevano soprattutto un obiettivo di controllo delle vie di comunicazione che potevano appunto collegare l'attuale Trentino con il Veneto, l'impero austriaco e il Regno d'Italia, quindi con cannoni come quelli di armamento il 149 che avevano un tiro lungo proprio per poter battere un campo di tiro molto ampio e quindi difendere le vie di comunicazione. Non erano assolutamente collegati però tra loro da alcuna linea difensiva. Forse questo è stato il punto della debolezza di questi forti. Sicuramente quando nel maggio del 1916 gli austriaci lanciarono la cosiddetta Strafexpedition, l'offensiva di primavera, il fatto che mancasse, a parte la linea del Costesin, quindi proprio a ridosso delle posizioni austriache, una linea difensiva che collegasse il forte di Campolongo al Verena, al Portule, come peraltro era stato anche ordinato dal Comando Supremo, l'assenza di una linea così poderosa fece sì che dopo appunto le battaglie dei primi 2 giorni concentrate sul Costesin e quindi il cedimento della linea italiana della Vezzena, gli austriaci potessero dilagare senza di fatto trovare nessuna difesa apprestata e quindi arrivare fino alla conca di Asiago e poi alle cime meridionali dell'altopiano. Concettualmente però troviamo anche delle grosse differenze proprio costruttive, poi vedremo anche il caso del Verena. Oltre all'armamento che quindi era diverso, le cupole erano di uno spessore decisamente minore, siamo sui 18 cm di acciaio ed erano assemblate in sito. La corazzatura non superava generalmente i 2 metri ed era priva comunque, quindi il getto di calcestruzzo, di alcun legante, quindi non era un cemento armato ma solo una serie di getti sovrapposti come si può notare ancora anche dai ruderi del forte, quindi concezioni completamente diverse. Va detto però che sia i forti italiani ma anche i forti austriaci alla prova del fuoco si riveleranno di fatto già superati dalla tecnologia, perché i nuovi pezzi di artiglieria, in particolare i 305 austriaci, riusciranno a demolire i forti italiani. We treasure all the secrets with life's changing scenes, where our hearts were warm with love, so much love. Forte Verena era considerato un po' il dominatore dell'altopiano. Sì, proprio per la sua posizione, quindi abbarbicato sulla sommità di Monte Verena, dominava di fatto tutte le posizioni avversarie e le pagine di Weber in particolare, ma anche di Louis Trenker, ci raccontano proprio come nei primi giorni del conflitto Forte Verena, Forte Campolongo, il Gemello e anche per la verità le batterie che erano state posizionate dagli italiani sulle pendici del Monte Verena portarono veramente i forti austriaci nel giro di poche ore sull'orlo del collasso. È famoso soprattutto l'episodio del Forte Luserna il giorno 28 di maggio, quindi 4 giorni dopo l'inizio delle ostilità. Il comandante Nebesar, proprio a causa del bombardamento subito, issò bandiera bianca volendo appunto abbandonare il forte, vicenda che poi raccontata appunto diffusamente da Trenker e vide proprio i forti di
Busaverle e di Belvedere di Lavarone, sparare contro le posizioni italiane per arrestare qualsiasi tentativo. Però questo ci dà atto, e le descrizioni appunto di Weber sono proprio chiarissime, di quanto il Forte Verena e le batterie italiane fossero riuscite a danneggiare i forti austriaci, già di fatto quindi dimostrando come le posizioni italiane in questo caso potevano dominare le posizioni austriache. Quindi sembrava che inizialmente la scelta italiana rispetto a quella dell'impero austriaco fosse stata quella azzeccata, quella giusta. Sì, diciamo che inizialmente quella che viene un po' poi dal punto di vista anche dell'immaginario collettivo considerata e chiamata la guerra dei forti, vide proprio i forti italiani effettivamente essere un po' i dominatori di questo inizio del conflitto. Va però ricordato che già ai primi del mese di giugno, pochi giorni dopo, gli austriaci, proprio a fronte di questa situazione e della impossibilità dei pezzi di armamento dei forti austriaci di battere le posizioni del Verena nel Campolongo, fecero salire sull'altipiano di Vezena, probabilmente nella zona di Costa Alta Mille Grobbe, i nuovi mortai da 305 Skoda, che furono quelli che provocarono poi effettivamente invece la distruzione dei forti italiani, al punto che il 2 luglio del 1915 il comando italiano diede ordini di disarmo delle fortezze italiane che erano nel campo di tiro dei nuovi pezzi di artiglieria austriaca. Disarmo che vuol dire appunto rimuovere i pezzi dalle cupole di armamento e portarli in campo aperto. Purtroppo il Forte Verena da questo punto di vista fu anche protagonista del primo evento drammatico proprio di questa guerra dei forti. Il giorno 12 un proiettile da 305 penetrato proprio nel muro di spina del forte riuscì a penetrare all'interno dei locali e esplodendo causò la morte di 44 artiglieri, oltre al comandante della fortezza, il capitano Trucchetti. Evento che ebbe chiaramente una grandissima eco sulla stampa non solo nazionale ma anche italiana e che segnò di fatto la fine dei forti. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, vi aspetto tra pochissimo, andremo a scoprire Forte Lisser. Seconda parte di Viaggiando e Viaggiando, ben trovato a tutti i nostri telespettatori di queste ultime 2 puntate speciali, sempre dall'altopiano di Asiago e dei 7 comuni, come è stato ormai nelle ultime settimane, ma dedicate ai forti dell'altopiano. Infatti ora vogliamo finire il nostro viaggio riproponendo un'escursione che abbiamo fatto proprio 3 settimane fa a Forte Lisser. Whenever will the rain end? Will I ever plow my fields again? That old river, my old friend, rose up against me and stole my land. My daddy knew her and his father too. They said that river will be good to you. Now I'm standing in a hand out of line for mercy, cursing that river for taking back what she gave to me. Gianni, siamo all'interno di questo forte, tra l'altro di questo lavoro di ripristino e di recupero che è veramente meraviglioso. Certo, grazie al progetto sull'Ecomuseo sulle Prealpi Vicentine, della Grande Guerra sulle Prealpi Vicentine, abbiamo avuto la possibilità di riscoprire certe realtà che addirittura non erano state più viste nella loro forma da moltissimo tempo. Noi siamo negli alloggiamenti del Forte Lisser, in pratica alloggiamenti che non sono le caserme, le vedremo dopo, sono in posizione defilata al di fuori del forte. Queste erano le stanze in cui erano disposti i soldati che non montavano in questo momento di turno in servizio in batteria. Siamo al piano terra, diciamo così, del forte e come si può vedere abbiamo una struttura molto protetta perché c'è il muro di protezione da cui però il forte deve essere separato da una camera d'aria perché il rischio altrimenti era che l'umidità del sottosuolo permeasse anche gli alloggiamenti stessi. In pratica si creava una sorta di
vera e propria camera d'aria tra la parete del forte e la parete del monte che doveva proteggere dai colpi avversari gli alloggiamenti. Questa camera d'aria serviva anche perché al di sopra, nelle cupole delle batterie, ogni volta partiva il colpo, l'ossigeno veniva completamente utilizzato per l'esplosione. Quindi occorreva creare una forzatura d'aria che entrasse per garantire l'ossigenazione ai soldati che facevano da serventi pezzi, e quella camera d'aria serviva anche come punto di acquisizione di quest'aria che veniva forzata con le ventole all'interno delle cupole. Siamo saliti al primo piano di Forte Lisser e ci troviamo in una stanza molto particolare, Gianni. Certo, qui c'è il posto dell'ufficiale d'osservatorio, in pratica, un sistema che si poteva sollevare e abbassare, in cui c'era una torretta corazzata al di sopra che permetteva all'ufficiale addetto all'osservazione dell'efficacia del tiro di comunicare col centro comando per dare i risultati delle salve che partivano. In poche parole, qui sopra c'era una cupola in acciaio con tutta una serie di aperture a 360 gradi che potevano essere però chiuse da una blinda che veniva fatta scorrere su delle rotaie e che permetteva all'ufficiale di dare l'esito dei colpi partiti. Era fondamentale questo perché in realtà all'interno delle torrette in cui erano montati i cannonieri non riuscivano a vedere, o meglio non vedevano niente escluso il loro pezzo, e ognuno di loro aveva un ruolo ben preciso. C'era colui che inseriva la granata, quello che invece inseriva la carica di lancio. In questo tipo di cannoni non avevamo il cannone con la granata e il bossolo. La granata veniva infilata nella camera di scoppio e dietro un cartone caricato con balistite e via di seguito, innescato, veniva infilato dietro alla granata, si chiudeva la culata e poi veniva tirato il colpo. C'erano anche i responsabili dell'alzo e del brandeggio. L'alzo è l'angolo verticale di tiro del cannone, il brandeggio invece è l'angolo orizzontale. In pratica l'osservatore dava le coordinate di tiro al centro di tiro, il centro tiro calcolava alzo e brandeggio per ogni cannone, veniva comunicato a ogni torretta quest'angolo di tiro e la carica di lancio che doveva essere prevista. La cosa che mi ha incuriosito è che c'era tutto un sistema per comunicare molto particolare. Certo, siccome le comunicazioni radio ancora non esistevano e i telefoni potevano subire danni e via di seguito, spesso le comunicazioni venivano attraverso dei tubi di rame che, come dei grandi megafoni, trasportavano il parlato dell'ufficiale osservatore al centrale di tiro e gli ordini della centrale di tiro alle diverse torri in postazione con i cannoni. Gianni, diciamo che in questo momento ci troviamo nel punto fondamentale per qualsiasi forte, le cupole dove erano posizionati i cannoni per naturalmente la difesa ma anche per l'attacco. Certo, qui siamo in una delle 4 cupole dell'Isser, cupole di tipo Schneider vengono definite. Il nome sembra tedesco ma in realtà era un francese alsaziano che le aveva progettate, in cui erano inserite i cannoni da 149 acciaio che erano quelli che dotavano il forte Lisser, come il forte Campolongo, come il Verena. Ora, qui per terra vedete le viti di ammorsamento della fusto. La fusto era il sostegno su cui il cannone veniva montato e che permetteva l'alzo, cioè l'elevazione verticale del cannone, e il brandeggio, cioè l'inclinazione orizzontale. In pratica ogni cannone riceveva gli ordini di tiro dalla centrale e in funzione degli ordini che venivano comunicati attraverso quel sistema a tubi di cui parlavamo, veniva spostato orizzontalmente come direzione, quindi brandeggiato e determinato con l'alzo, dopodiché veniva inserita la carica di lancio corrispondente alla distanza a cui si voleva colpire. La fusto portava in rotazione il cannone su delle
su dei cuscinetti a sfera di grossa dimensione, che permetteva quindi un movimento molto facile, e solidarmente al brandeggio del cannone si spostava anche tutta la cupola, anch'essa montata su cuscinetti a sfera. In poche parole, spostando il cannone, tutto il sistema corazzato ruotava a 360 gradi. Cosa particolare vedo questa specie di nicchie? Allora, queste nicchie, che sembrano quasi dei tabernacoli, sono in realtà i depositi delle granate. Nella cupola non venivano portati grandi quantità di cartocci esplosivi per lancio, perché se per caso fosse stata colpita questi sarebbero potuti esplodere, amplificando l'effetto del colpo in arrivo. Venivano però messe in queste diverse nicchie i diversi tipi di granate, granata perforante, granata a gas, shrapnel e via di seguito, che dovevano essere inserite nel cannone per lanciarle. Un'altra nicchia un po' particolare l'abbiamo qui di fianco. Queste sono le prese in cui l'aria veniva forzata all'interno della cupola, perché è chiaro che durante il lancio del colpo l'esplosione assorbiva totalmente l'ossigeno presente nella cupola, allora gli artiglieri sarebbero svenuti. Per evitare questo, dall'intercapedine interna del forte veniva pompata aria in pressione all'interno delle cupole, in modo da dare un ricambio molto veloce. Siamo sulla predisposizione per la difesa ravvicinata, cioè le linee di fucilieri. Se osservate, abbiamo una specie di parapetto che era quello che permetteva l'appoggio del gomito che sosteneva il fucile per il tiro al di là del fossato di gola in funzione di difesa ravvicinata. Ci sono poi le piazzole che vedete qui, che sono quelle delle mitragliatrici, che potevano aiutare in questa situazione particolare in cui le fanterie avversarie si fossero avvicinate a sufficienza al forte da tentare l'assalto. È una difesa diversa rispetto a quella del fossato di gola. Il fossato di gola era difeso da quella cofano di gola con le feritoie che abbiamo visto prima, in cui erano inseriti dei cannoni a tiro rapido e delle mitragliatrici che battevano solo però esclusivamente quei 4 metri di sezione che era la scarpata del fossato. Qui invece no, si sparava oltre il fossato di gola per impedire agli avversari di poterlo attraversare prima ancora che c'entrassero. L'altra peculiarità che possiamo osservare qui sono le forme molto dolci, molto sinuose, diciamo, della copertura, che erano quelle che erano state studiate per evitare che all'impatto il proiettile esplodesse, o meglio, l'impatto del proiettile nel momento in cui batteva con la spoletta lo faceva esplodere, ma queste forme abbastanza arrotondate permettevano talvolta, col tiro non particolarmente verticale, di far rimbalzare via il proiettile senza che la spoletta battesse e quindi senza che il colpo recasse danno. Per questo c'è tutta questa situazione molto dolce, eccetera. Un'altra peculiarità che possiamo osservare facilmente è che tutta l'acqua che cadeva sul forte o la neve che si scioglieva e via di seguito veniva raccolta in questa specie di fossette che poi la convogliavano giù nelle cisterne, perché il problema grosso era che per fare i forti in cima alle montagne, soprattutto montagne carsiche come le nostre, acqua quassù non ce n'è, e quindi per dissettare la guarnigione occorreva recuperare l'acqua piovana o di scioglimento della neve, e però bisognava filtrarla, perché quest'acqua poteva non essere adatta all'uso per la potabilizzazione. Da qui l'utilizzo dei primi filtri a carboni attivi che venivano utilizzati sia qui che a Campolongo che sul Verena per potabilizzare l'acqua e renderla più pulita, adatta insomma all'uso alimentare. Gianni, abbiamo iniziato assieme, ho voluto finire assieme a te e non voglio farti domande specifiche su Forte Lisser, su Forte Verena, perché ormai li abbiamo raccontati e spero egregiamente a tutti i nostri telespettatori, almeno questo è sempre la nostra intenzione. Volevo chiederti però, da guida, un consiglio, perché un nostro telespettatore deve venire in questo periodo autunnale, noi stiamo già registrando naturalmente con qualche settimana d'anticipo, in questo periodo autunnale a fare una bella escursione in questo bellissimo territorio? Beh, perché in autunno la natura dell'altopiano si rivela nel suo splendore massimo assoluto. C'è il larice che cambia colore, il faggio che assume delle tonalità di un calore incredibile. Gli animali poco prima del riposo è anche più facile qualche volta osservarli rispetto a quando invece in piena estate tendono a stare sulle quote più elevate. Le giornate sono ancora abbastanza lunghe e però il clima è molto più stabile che non durante l'estate, quando le grosse escursioni termiche provocano temporali molto frequenti, eccetera. E l'aria è
splendida, magnifica, penso sia la stagione in assoluto, se si può dire, più bella per l'altopiano. Ma anch'io sono convinto che l'autunno e la primavera sono le stagioni veramente più belle per venire a vedere questo territorio, per il calore, ma proprio per i colori che ci sono, che offrono i boschi, gli alberi, anche in alta quota. Veramente grazie Gianni, te l'ho già fatto 2 settimane fa e per me naturalmente è sempre un po' un piacere tornare qui in queste zone, visto che comunque sono le mie terre native, quindi approfitto per tornare a casa mia lavorando e quindi per me è sempre un immenso piacere, anche perché ci tengo sempre a fare vedere a tutti i nostri telespettatori, come penso un po' tutti quelli che sono quelli che consideriamo i nostri gioielli. Tra l'altro Forte Lissa, il forte che ci sta ospitando in questo istante, anche per me è stata una bellissima sorpresa, una rivelazione, non c'ero mai stato, ho sempre sentito parlare, tra l'altro con questi ultimi lavori hanno fatto veramente un lavoro di ripristino veramente molto molto bello, vi consiglio di fare un giro e tra l'altro è anche molto accessibile e molto vicino. Siamo alle battute finali, mi stanno facendo dei cenni che voi non potete capire, però prima ci tenevo a ricordare il sito internet delle guide dell'associazione Guide Altopiane, che è www.guidealtopiano.it o .com, e per quanto ci riguarda noi continueremo i nostri viaggi anche per tutto l'autunno, quindi vi do già appuntamento alla settimana prossima, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.